Seguito, picchiato e rapinato, ancora un'aggressione vicino a via Piave a Mestre. È accaduto ieri sera. La vittima è un cittadino bengalese. L'uomo è stato aggredito alle spalle in via De Gan. Il bandito lo ha scaraventato a terra e preso a pugni finché non gli ha consegnato il portafoglio con circa 200 euro. L'aggressione è avvenuta poco dopo l'1:30 di notte. A picchiarlo sarebbe stato un nordafricano che poi si è dileguato con soldi contanti e il telefonino della vittima. Nonostante le percosse e le ferite, il 34enne bengalese è riuscito a chiedere aiuto e grazie ad un passante ha chiamato la polizia che ora sta cercando di identificare il rapinatore. Sul posto anche un'ambulanza del 118 che ha medicato il 34enne. Siamo dell'Enel, signora. Con questa scusa e mostrando un falso tesserino, due uomini sono riusciti a raggirare e derubare una sessantenne di Portogruaro. La signora ha aperto la porta di casa e ha fatto entrare i due finti tecnici che le hanno detto di voler ispezionare l'impianto. Mentre uno dei due distraeva la donna, il complice è riuscito ad intruffolarsi in camera da letto, rubando 300 euro in contanti e alcuni gioielli. Solo più tardi, quando la finta visita di controllo all'impianto era finita, la sessantenne si è accorta del furto. Un bottino non ingente ma di grande valore affettivo per la signora, che ha subito chiamato i carabinieri per denunciare la truffa. Era entrato in ospedale per farsi curare e invece ha seminato il panico, tanto che per bloccarlo è dovuta intervenire la polizia. Protagonista dell'episodio, un 27enne americano che verso l'ora di pranzo di domenica ha creato non poco disordine all'ospedale All'Angelo di Mestre. L'allarme al 113 è stato dato da una guardia giurata del pronto soccorso che non riusciva a calmare il giovane che poco prima era entrato in ospedale pretendendo di essere sottoposto ad una visita psichiatrica. Il ragazzo in pochi minuti ha colpito e danneggiato alcune delle tabelle esposte nella sala d'attesa, creando confusione e paura tra gli altri pazienti del pronto soccorso. La polizia alla fine è riuscita a calmarlo, per lui ora scatta la denuncia per danneggiamento aggravato.